Buonasera a tutti amici del futsal palermitano e non solo. Oggi il Paloreto si trasforma per la serata di gala per Mistral Palermo contro Athletic Club Palermo. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, benvenuti qui alla casa del Mistral che oggi ospita l'Athletic in un derby palermitano pronto a farci esplodere dalle emozioni. Iniziamo con le distinte a leggere i nomi dei protagonisti, partiamo dal Mistral, agli ordini di mister Cappello, di Liberto, Pennino, Daricca, Murò, Archipai, Di Maria, Randazzo, Dell'Aria, La Barbera, Mendola e Mazzola. Per quanto riguarda gli uomini arruolati da mister Miosi per l'Athletic, Messina e Parisi in porta, Puzzolino, Vallecchia, Orlando, Pitarresi, Zappulla, Napoli, Tabita e La Rosa. Per questa sfida, per questo venerdì sera, scordiamoci per un giorno le discoteche, qui è pronto il parquet del Paloreto a regalarci emozioni incredibili. Lo sono anche i ragazzi in campo, gli allenatori, anche gli direttori di gara, ovvero i signori Giarratano e Martinico della sezione di Agrigento il primo, Marsala il secondo e poi il cronometrista il signor Girone della sezione di Taranto. È un derby ed è anche un derby di Coppa. Oggi infatti si decide chi passerà tra queste due squadre il triangolare numero 60 del primo turno della Coppa di Divisione. Mistral che viene alla vittoria contro il Città di Canicattì, squadra di Serie A2, quindi di categoria superiore. Mistral che ha vinto 4-1 al Paladon Bosco, la gara giocata contro la formazione biancorossa. Athletic che non ha avuto la stessa sorte
infatti contro l'Atletico Canicattì ha perso 1-3 e quindi oggi, per un semplice conto matematico, il Mistral può vincere, può pareggiare, ma può anche perdere, purché lo faccia con sole 2 reti di scarto massimo. Per passare questo turno, questo triangolare numero 60, appunto uscirà la squadra numero 60 negli accoppiamenti dei 32esimi, che poi saranno fatti nel corso delle prossime settimane dalla divisione calcio a 5. 32esimi a gara unica che regaleranno un'ulteriore scrematura alle squadre qualificate dopo questo primo turno. Inizia nel frattempo la gara con il primo pallone per il Mistral, oggi in questo bellissimo completo nero con inserti bianchi e dorati per questa nuova stagione. Atletico invece neopromosso in Serie B, il sodalizio palermitano che ha vinto tutto quello che poteva vincere l'anno scorso tra calcio a 11 e calcio a 5. E quest'anno si prepara ovviamente a una stagione difficile, l'obiettivo è la salvezza, ma chissà, mai dire mai, soprattutto con tutti questi talenti che ha acquistato nel corso di questa estate. Ma andiamo con ordine, andiamo con il primo possesso, appunto, come dicevo prima, del Mistral. Muro cammina, passeggia, aspetta il momento giusto per agire. Di Maria guarda la porta, poi preferisce andare dalle parti del suo compagno Arghibay, ma non si fa nulla. Ancora Athletic, ancora con il primo possesso. E subito quinto d'attacco, subito power play per mister Miosi. Parte subito forte e deve farlo Athletic, deve vincere con minimo 3 gol di scarto per passare il turno. È come se fosse già sotto di 2. Athletic con la rosa ancora. Napoli, un ex della sfida. La rosa. Pallone largo a sinistra. È entrato come quinto d'attacco Tuzzolino. Occhio all'errore però qua. E quindi Murò già la strada spianata. Pallone disponibile per il sinistro di Arghibay, che è tornato al Mistral dopo la stagione 23-24 giocata con la maglia biancorossa del Mistral Club. Quell'anno per lui 10 reti, il Coco, così come lo chiamano per via del suo altro nome. È rientrato in campo Parisi, ma perde troppo tempo, ingenuità qui da parte di Ciro Parisi, e allora sarà corner, anzi, punizione a 2, corner nel calcio 11. Se il portiere tiene il pallone per più di 8 secondi, nel calcio a 5 invece questa è una regola che esiste dagli antipodi, e regala un calcio di punizione a 2 vicino, anzi proprio sulla linea dell'area di rigore, che Parisi doveva difendere sicuramente con più lucidità, almeno nel corso di questa ultima azione. Occasione quindi per il Mistral, c'è ovviamente Marco Di Maria, nuovo capitano della formazione palermitana, accanto a lui anche Murò, che settimana scorsa ha festeggiato il gol numero 50 con la maglia del Mistral, da quando a questa nuova avventura. Vediamo se trova subito il 51. Ovviamente è un calcio di punizione in diretto. Ricordiamo che quindi non può chi batterà andare direttamente in porta per fare gol, prima deve effettuare almeno un passaggio. Di Maria per Murò, e arriva il gol di Murò, la dedica e l'esultanza, 1-0. Sono passati poco più di 2 minuti di gioco e subito ingenuità da parte di Parisi, che regala un calcio di punizione a 2, ben utilizzato dal Mistral, che è già in vantaggio. Rete di Murò, assist di Di Maria. Prova subito Vallecchi a farsi vedere, adesso torna da Parisi, questa volta va lontano, lo prende Diliberto. Murò, autore del gol del vantaggio del Mistral, che adesso ovviamente mette una seria ipoteca sul passaggio del turno.
attenzione, perché ovviamente parliamo di calcio a 5, il tempo effettivo, tutto può cambiare in pochissimi secondi. Vallecchia, il tacco a cercare con la suola l'arrivo di Orlando, ancora Jack Orlando, torna da Vallecchia e palleggia Athletic, ma lo fa male. Inizio confusionario della formazione nero-rosa oggi, con il completino bianco con inserti neri. Inizio invece scoppiettante del Mistral. Agebar torna dove c'è Dell'Aria, grande colpo anche Dell'Aria. Qua Muro non si intende con Di Maria e adesso subito rientra in campo per l'Athletic Giovanni Tuzzolino come quinto d'attacco. Power play per mister Miosi. Il tran tran è chiaro, attaccare subito, accettare il rischio, però la partita è già sul punteggio di 1-0 per il Mistral. Tuzzolino libero centralmente, prova a farsi vedere ancora Tuzzolino e di ripeto potrebbe anche andare in porta, ma sbaglia il destro, troppo molle, troppo lemme il tentativo del numero 26. Ora occhio alla conclusione di Napoli che viene fermato, non c'è portiere. Muro, anche lui sbaglia la scelta. Orlando, Vallecchia ha provato a sfidare Dell'Aria, non c'è riuscito. Napoli chiama all'ordine la rosa, sbaglia proprio lui. Occhio a Muro, errore di la rosa e Muro va subito doppietta, mette le cose in chiaro. 2-0 Mistral. Di Muro che aveva trovato il gol numero 50 nel corso della scorsa settimana contro l'Atletico Canicattì. Oggi in meno di 5 minuti di gioco ha trovato il 51 e il 52 e adesso un altro errore da parte Atletico. Stavolta c'è Parisi in porta. Dell'Aria però preferisce mettere il pallone fuori. Sportività da parte di Dell'Aria, perché è rimasto a terra un giocatore Atletico, ovvero Giacomo Orlando. 2-0 il punteggio. La gara però già è chiaramente dalle parti del Mistral. Athletic che doveva recuperare le 2 reti di svantaggio, la differenza a reti, e far scalare le 3 di vantaggio del Mistral. Per ora ha fatto l'opposto di quello che doveva fare. 2-0 subito, grande personalità da parte del Mistral nella persona del suo numero 8 Muro, autore di una doppietta. E adesso pressing altissimo dei 4 bianchi. Muro prova a mantenere comunque la calma, non è facile avendo così tanti drappi bianchi che fluttuano come fantasmi e portano avanti la prima pressione. Adesso Muro però mette il turbo, può andare il numero 8 ancora Muro, fermato dal numero 19 Napoli, suo ex compagno fino a qualche mese fa. Benito Saverio Napoli l'anno scorso ha segnato 6 gol con il Mistral, 18 le stagioni con il Tutto di Palermo. Nuova avventura all'Athletic a partire da quest'anno, da questi mesi. Di Maria, riconoscibile dal numero, dalle scarpette rosa, dalla fascia al braccio da quest'anno. È ereditato ovviamente la fascia di Torcivia. Prova adesso a imbeccare Dell'Aria, il col sinistro va in maniera imprecisa alle parti di Parisi, che ha rimesso subito il pallone in campo. Si è anche tolto la maglia rosa col numero 6 Tuzzolino, quasi come a significare una resa da parte di mister Miosi per almeno questa parte di gara, evitare di rischiare, aspettare magari tempi migliori per l'inerzia di gioco e per soprattutto questo
momento che ovviamente non è favorevole all'Athletic, lo era già alla vigilia, bisognava recuperare, bisognava fare un'impresa contro una squadra di categoria già da qualche anno. Adesso un errore qua in fase un'altra volta di impostazione da parte di Orlando, che doveva appoggiare meglio. Arghibay, Marco Arghibay Cardona, tornato tra le fila del Mistral, allora torna in panchina con la pettorina arancione. Al suo posto è entrato Vincenzo Da Ricca e qua Di Maria, una maggiore dell'area che non viene però sfruttata a dovere. Ancora lo scambio tra i due. Di Maria ricicla il pallone perfettamente e adesso è fuori dal campo. Non credo abbia un problema, forse semplicemente chiedeva un cambio volante veloce, così come ormai sono d'abitudine nel futsal. Da Ricca si fa vedere dopo un primo scontro con la Rosa e poi Muro preferisce tornare da Di Liberto. Ancora il numero 26 col destro, cercare la corsa lì su quel laterale destro da parte del numero 21 Tommaso La Barbera. L'uscita di Parisi è fondamentale, nessuno ha fatto male. Ora può andare Muro, destro schiacciato e non va quindi a buon fine. Time out chiamato dall'Athletic Club, da mister Miosi, che ovviamente vorrà cercare un pochettino di far rinsavire i suoi dopo un inizio complicato a dir poco. 2-0 per il Mistral, doppietta fino a questo momento di Salvo Muro. 70 gol da Rasulo, squadra della provincia di Matera, e il Monreale calcio a 5. Adesso aveva trovato, come ho detto anche poc'anzi, il gol numero 50 con il Mistral settimana scorsa, adesso ha trovato il 51 e il 52 Salvo Muro. Il primo imbeccato perfettamente da Di Maria su un calcio di punizione a 2, ha sbucato Parisi. Nel secondo Parisi non era in campo, c'era il quinto attacco, errore di La Rosa e subito gol da parte di Muro, che bissa nello spazio di pochi minuti di gioco lo score personale e di squadra nel corso di questa sera, questo venerdì sera, dove il Paloreto si è trasformato, si è adibito alla danza, al ballo di Mistral e Athletic, al derby palermitano che vale la pallina numero 60 nel sorteggio delle prossime settimane, che la Coppa di Divisione necessita per i 32esimi all'accoppiamento 60. Non uscirà una di queste due formazioni, non può fare nulla ormai il Canicattì, che in un modo o nell'altro, qualunque squadra vinca oggi, avrà sempre meno dal punto di vista della differenza reti rispetto alle altre due. E quindi occhio qua Da Ricca, le riprende palla, andare il 7, ancora Da Ricca, esce perfettamente Parisi che col petto dice di no, però la corsa, il cuore di Da Ricca, un altro errore da parte dell'Athletic. Palla sempre per il numero 7, si propone un'altra volta La Barbera che mette al centro, Parisi sulla linea, salva pure sul suo compagno. E adesso con calma riparte l'Athletic. Un'altra volta Parisi, adesso il pallone è un invito a nozze per Tuzzolino da parte di Tabita. Viene compresa l'invenzione del numero 6. Adesso ancora Mistral, che non tiene tanto ovviamente ad accelerare le operazioni, anche se mister Cappello non è lo stesso avviso, vuole avere un'intensità sempre alta per evitare questi errori, per evitare che la squadra si rilassi troppo. Bisogna continuare a giocare e qua in qualche modo mette fuori La Barbera, prodotto del Villaura, così come tantissimi ragazzi che stanno giocando oggi
lavoro straordinario quello del Villauria nel garantire tutti questi talenti. Ora occhio al destro, pallone deviato. L'ultima parola l'ha avuta Tabita nel corso di questa azione, anche se a dire il vero c'è una deviazione da parte di La Barbera, anzi da Ricca. Calcio d'angolo. Subito al centro, Tabita devia ma la riprende di Liberto che può andare con il pallone a palombella a cercare subito dall'altra parte del campo La Barbera. Alla fine la palla esce senza colpo ferire. Parisi si lamenta con il suo compagno, con Napoli, perché voleva subito la palla, voleva giocare di prima, o almeno subito, la sfera per cercare di trovare impreparata la formazione avversaria. Qua invece impreparato è Tuzzolino. Altro errore Athletic che sta sbagliando molto, sta provando ma sta sbagliando molto, e bisogna trovare ovviamente un equilibrio tra queste due frasi, queste due situazioni. Ancora pallone buono per il numero 6 Pennino, ex 89, il giovane giocatore, il giovane calcettista, anche lui esperienza formativa e occasione da non sprecare qui al Mistral Palermo nel corso di questa stagione 25-26. Continua a scambiare Pitarresi, appena entrato in la rosa, compagni per qualche mese l'anno scorso al 3M, poi Pitarresi ha scelto di proseguire la stagione con l'Athletic, vincendo il campionato. Se ne va in qualche modo La Barbera, prende giocata del 21 che mette il pallone buonissimo per Dariccia, un'altra volta Murata e poi La Barbera col palo preso in rovesciata, magia del 21. E gli applausi sono tutti per lui qui al Paloreto, lo stava facendo brutto La Barbera, si è coordinato in un fazzoletto, ha provato la rovesciata. Daricca ancora prova a farsi vedere anche da quella parte del campo Mendola, spazio a tanti nuovi volti, soprattutto giovani, per mister Cappello. Daricca torna ancora dietro, c'è Pennino, la palla del Mistral per cercare varchi, per cercare opportunità. La Barbera dall'ultimo uomo stavolta, pallone per Mendola, può girarsi Mendola, ancora lui, prova a entrare in aria, poi entra male su Pitarresi, rischiando anche di fare il male, ma il fallo l'ha commesso qui Tuzzolino, che neanche protesta, ha trattenuto in maniera irregolare Mendola. E adesso la palla ovviamente per il Mistral e potrebbe un'altra volta fare male da una situazione di calcio di punizione, anche se in questa occasione potrà andare direttamente in porta il battitore, che mi sembra La Barbera, ma occhio perché assieme a lui arriva Mendola. Vi sentite i tifosi, gli appassionati nero e oro? Vediamo se arriveranno di gioia al termine di questa azione. È uno schema, La Barbera per Pennino, l'urlo del Mistral, la rete del 3-0. Sempre da calcio di punizione, sempre da quella mattonella lì, fa male Pennino, così come ha fatto Murò in un'occasione del gol del vantaggio. Situazioni differenti ma comunque con diverse analogie. E 1, 2, 3 Mistral, doppio Murò e Pennino. Adesso occhio alla Barbera, Parisi miracoloso, sicuramente il migliore dei suoi nonostante l'errore che ha portato al calcio di punizione in diretto. Va lontano di Liberto ancora per Parisi, che ha fatto 2-3 parate importanti, l'ultima poco fa sulla Barbera. Se ne va Tabita, una magia per liberare al centro il suo compagno, non c'è fallo di Liberto che entra sul pallone. Era pronto Zappulla a ricevere, qua rischia ancora una volta Tuzzolino sul pressing di Mendola. La giocata, il tunnel, a cercare un'altra volta Tabita, ci ha provato un'altra volta Zappulla, pallone che esce fuori senza colpo ferire. Mistral avanti di 3 e soprattutto con un +6 in differenza reti in questo momento, che è un'assicurazione per il passaggio del turno. Spinto qua
nettamente Pennino. Da Puzzolino è segnalato dal signor Martinito, la sezione di Marsala. Adesso occhio alla corsa, via destra, prova e sinistra Arghibay, appena entrato, sinistra a rientrare, pallone che però in realtà esce. Questo gioco di parole, ancora Arghibay mette il pallone buono per Dell'Aria. Parisi bravo a rispondere un'altra volta il numero 45, che dove può arrivare ci arriva. È da capire se nel tiro di Pennino c'è stata una deviazione da parte di un suo compagno, anche se a me sembrava sinceramente che fosse stato il numero 6, che fosse andato il numero 6 il pallone del gol. Ora occhio a Di Maria che trova il destro da posizione defilata, esce il pallone, quindi può andare ancora una volta a Vallecchia. Pitarresi, Vallecchia, Zappulla, un altro errore in fase di impostazione dell'Athletic Club, e c'è anche da dire che quando alza la pressione il Mistral va molto in difficoltà. La formazione di mister Miosi si vede che c'è un'altra intensità, i motivi possono essere differenti. Intanto Dell'Aria prova a sbloccarsi anche il 17. Arghibay, Di Maria, per il 10, vuole troppo a questo pallone, chiede scusa infatti ai suoi. Il Coco Arghibay, ancora palla per Vallecchia, largo a destra, prova a centrarsi e va col sinistro. La parata di Diliberto. Questo è un intervento da non sottovalutare, il riflesso puro del numero 26. Andata Pitarresi al centro, lo scambio fermato un'altra volta da Murò. Ora occhio a Tabita, è libero di agire ma fino a un certo punto, perché poi spunta Dell'Aria. Di Maria, Arghibay fermato, potrebbe spuntare nuovamente Di Maria e poi anticipa anche il suo portiere che si lamenta. Qua sbaglia Dell'Aria, palla che arriva al centro, è passato anche sotto le gambe di Liberto questo servizio di Tabita, che era pronto sul secondo palo Zappulla. Si rimane 3-0, però Athletic più pericoloso, meno fluido il Mistral, che adesso però prova a smentirmi subito in questo pallone però perso da Di Maria, ripreso subito ma solo per un attimo, frazione su frazione di secondi. Ancora Vallecchia, prova andare verso destra, si accentra sempre al sinistro fulminante Umberto Vallecchia, e infatti prova sempre ad andare da quella parte di campo. Ancora Vallecchia prova a inserirsi all'interno dell'area di rigore, ma sembra un'impresa impossibile. Pitarresi a cercare Zappulla, c'è fallo. Bravo qui Zappulla, anticipato Murò che lo colpisce in maniera irregolare. Adesso attendiamo, da un momento all'altro, la battuta di questo calcio di punizione diretto, quindi può andare direttamente in porta. Partono i fischi di paura del tifo del Mistral Palermo, sistema la barriera, anzi la formazione quasi dei suoi di Liberto. Può andare la Rosa, autogol qui, credo di Maria. Deviazione decisiva del capitano, ma nella sua porta. 3-1. Chiama il time out mister Cappello. Non ha convinto tanto la disposizione dei suoi compagni da parte di Liberto, più che altro perché il pallone della Rosa era passato, colpisce non di Liberto bensì Murò, finisce poi sulle scarpine di Maria. Sono
dicevo anche poc'anzi, sono davvero istanti, attimi. Non poteva fare nulla Di Liberto. 3-1, forse poteva mettere meglio gli uomini in barriera, ma da lì è complicato anche solo decifrare le possibili, le potenziali traiettorie che può prendere il pallone. E poi c'è da dire anche che alla battuta c'era un campione come Alejandro La Rosa che si riprende in parte dopo l'errore in occasione del 2-0 quando era l'ultimo uomo. Non c'era il portiere perché aveva un'altra volta sciorinato il power play Mister Miosi. 3-1, c'è ancora partita, seppur sia molto complicato poter tracciare possibilità di rimonta completa da parte dell'Athletic, però mai dire mai, giochiamo, chi lo sa. Un tocco di Muro. Adesso l'inerzia è a favore sicuramente della formazione di Palermo, che oggi gioca tra virgolette in trasferta. Con Pitarresi, destro potente, finisce fuori. Ancora una volta il capitano Pitarresi, l'esperienza fatta a calcettista, ha provato il destro dell'area, un'altra volta in difficoltà Mistral, che ora non è più fluido. Dicevo anche poco fa, prima del gol del 3-1, non è così tanto fluido, è libero di uscire. Di Liberto adesso si trova a destra, avanza lui, va Di Liberto che ha provato la diagonale a cercare dell'area sul secondo palo. Di Liberto il 17 aveva attaccato proprio quella zona, però Di Liberto aveva provato più una soluzione a rimorchio. Qua vuoto Muro, alla fine riesce a sporcare il pallone che Orlando non prenderà mai. Rischia dalla parte di campo Arghibai, l'altro 10 Orlando, lottare con lui. Poi l'ultimo tocco qua è di Orlando, quindi rimessa dal fondo per il Mistral Palermo. Di Liberto perde anche qualche secondo, più che altro per rompere un po' il ritmo, perché se nella prima parte di gara questa cosa andava a favore di un Mistral straripante, adesso è meglio così. Attenzione per Arghibai che prova la Rabona, ha provato la Rabona. La follia del genio calcistico di Arghibai, ha provato la Rabona lì, il numero 10 davanti al portiere, fermato però un'altra volta da Parisi. La Rosa, Pitarresi può controllare questo pallone, va da Vallecchia. 5 alla fine del primo tempo, molto scorrevole questa prima frazione. Poi va lontano Di Liberto. Adesso palla per Vallecchia. Napoli, La Rosa aspetta, La Rosa prova a trovare più avanti Vallecchia, che voleva un pallone a terra, anche se nei pressi della linea di passaggio vi era Muro e quindi era complicato farlo bene e farlo arrivare. Sbaglia Di Maria, sconsolato il capitano del Mistral, regala una rimessa in fase d'attacco all'Athletic. Vallecchia appoggia a Napoli, La Rosa aspetta, vede Orlando che se ne va. Di Liberto mette subito in corsa dell'aria, lì a destra, tanto dell'aria, placcato da 2 uomini, viene steso dell'aria, calcio di punizione. E si lamenta anche dell'aria, si alzano i toni lì nei pressi del pallone. Dell'aria c'era con Napoli, non sono stati compagni l'anno scorso. E adesso calcio di punizione. Si allontana Di Maria che va a mettersi sulla linea di porta, a dare fastidio a Parisi. Muro, palla per lui, Muro, deviato il suo tentativo, poi Di Maria accetta la rimessa laterale in posizione sicuramente offensiva, in posizione che garba
a mister Cappello e i suoi 4 di movimento in campo. Muro, ancora lui aspetta e torna dove c'è dell'aria. A vuoto Di Maria. Allora Ballecchia, sempre a battere, sempre che il pallone tra i piedi vada la rosa. Ballecchia. La rosa in mezzo a 2 maglie nere riesce sempre però a giostrare il pallone della rosa. Punta dell'aria rispetto a Orlando, ancora dell'aria, salta tutti, Parisi in spaccata, pallone che arriva quasi qui. Allora può andare Di Maria. Muro. Arghibai. Aspetta il 10. Non ha vie per far vedere, mostrare la sua magia. Allora preferisce riciclare questa palla dove c'è Muro, largo a sinistra, fermato da Orlando. Ultimo tocco di Muro. Vedete che Orlando all'inizio era sembrato spiazzato, poi rilascia un sorriso di contentezza al signor Martinico, la sezione di Marsala, secondo fischietto di oggi, il primo è il signor Geratano, la sezione Agrigento. Qua ci viene pure difficile riprendere il rilancio del rinvio di Parisi. La palla è per Diliberto, va da Ricca, dell'aria, ancora Muro, ancora il numero 8, sa che può imperversare, sa che deve farlo anche perché la fase di gara è bollente, può cambiare tutto adesso quando mancano 2 minuti e 57 secondi alla fine del primo tempo. Ancora Muro, larga a sinistra, può imperversare Muro, preferisce attendere, tornare dall'aria. Da Ricca, controllo, ancora da Ricca, se ne va il 7, al centro, brava! Il numero 27 del Mistral Mendola che fa 4-1. Nel momento in cui l'Athletic poteva in qualche modo impensierire il Mistral, è arrivato Mendola, grande magia da Ricca, che con i suoi tentacoli si è messo nelle condizioni giuste di servire Mendola, fargli fare 4-1. Fallo a palla lontana nel frattempo, fallo di dell'aria, ingenuità del 17, l'ha segnalato il signor Martinico, sarà calcio di punizione. Andrà, credo, nuovamente la rosa e nuovamente può cambiare tutto. 2:31 alla fine del primo tempo. Sistema i 6 uomini di Liberto, la rosa va in porta, stavolta si infrange su Diliberto. Parisi rischia qualcosa, la riprende il 26 che preferisce andare lontano con le mani a cercare proprio Mendola. Parisi è uscito fuori dall'aria, è uscito fuori dall'aria giallo. Calcio di punizione, credo più giallo per il fallo su Mendola che per l'intervento con le mani, anche perché era nettamente fuori all'area di rigore. Nel momento in cui pecca di lucidità Ciro Parisi, nel frattempo calcio di punizione, un altro calcio di punizione per il Mistral. Quarto fallo commesso da Athletic, barriera tutta in fila per Parisi, non è buono ancora per Daricca, le finte del numero 7 che perde l'attimo giusto. Può giocare Diliberto, va a rilancio lungo
ancora a cercare Mendola, commette fallo, una furia agonistica adesso Mendola, che va anche a chiedere scusa alla rosa. Può giocare Atleti, Puzzolino, ancora pallone a vuoto, la chiama Pennino, ma Di Liberto si fida di Daricca. Pennino, Mendola, ancora Daricca, e giocate, sempre il 7, punta la Barbera, anche lui, i tentacoli al posto delle gambe, spinto la Barbera, anche se per il direttore di gara non c'è nulla da segnalare. Si lamenta infatti il prodotto di Casa Villauria e adesso ritorna nella sua posizione abituale, quella da centrale. Di Liberto, praticamente a centrocampo il portiere. Pennino rischia, continua a lamentarsi la Barbera, deve stare attento perché vicino c'è l'arbitro. 80 secondi alla fine del primo tempo. Daricca a cercare Pennino che mette il pallone al centro, scivola sul parquet del Paloreto per tentare di rendere giocabile un pallone complicato datogli da Daricca. Puzzolino ancora prova a farsi vedere il numero 6, passaggio buono stavolta per la rosa che però non riesce a trovare spunti corretti. Tunnel la rosa con Tabita che non riesce a gestire per il pallone, contropiede nero, ancora con la Barbera al centro, il pallone a cercare Daricca, voleva restituire il favore qui. Mendola è rimessa tra, non è calcio d'angolo, deve battere velocemente Daricca, lo fa ancora per Mendola, sinistra che si infrange sul lato della porta difesa da Parisi, che ha fatto un altro grande intervento comunque. Poi Tabita, altro tunnel, vuole restituirlo la Barbera, eccesso di foga. Non è comunque buono per Daricca, ancora poi il numero 7 che può giocare, forse sceglie di aspettare, sceglie di spegnere così il primo tempo, o magari il Mistral sta cucinando l'ultima prelibatezza di questa prima frazione. Giro palla nel frattempo dei ragazzi di Mister Cappello, sanno che hanno la partita in pugno, sanno che devono impostare così la gara senza questi errori, senza questo controllo di Daricca. Anche Puzzolino, Di Liberto stoppa il pallone lì, dice anche una preghierina, va dalle parti di la Barbera, sempre il 21, Pennino. Pallone che è uscito, mancano 4 secondi alla fine del primo tempo, già io ricordo il parziale 4-1 per il Mistral, doppietta di Muro, e reti anche, attenzione l'ex della gara Napoli. Dicevo, 4-1 per ora la gara, con le reti 2 di Muro, Pennino e Mendola. Il 3-1 momentaneo e un'altra rete sfortunata di Capitan Di Maria. A tra poco, con il secondo tempo di Mistral Atleti. Torna ancora una volta a Palermo e la conferma che il grande sport ormai ha scelto questa città. È la conferma di una città viva, di una città che, come ripeto frequentemente, è una città in cammino, perché non posso dire che sia una città compiuta, dove tutto è avvenuto, ma è una città che cerca di andare progressivamente incontro al suo miglioramento. Dobbiamo crederci tutti e dobbiamo lavorare tutti perché questo possa avvenire. È chiaro che molto resta da fare, ma alcuni segnali sono fondamentali, sono importanti. La valorizzazione dello sport e l'incremento dei flussi turistici anche legati allo sport, e Dominate the Water è certamente uno di questi eventi, costituiscono gradini promettenti per salire alla scala della credibilità della città e del suo successo. Ecco perché abbiamo voluto ripetere questa esperienza e vedo con piacere che
una così folta e gioiosa partecipazione è il più bel premio non solo per gli organizzatori ma anche per la città che ne ha sostenuto l'organizzazione. Ecco, Palermo più in generale come città si sta riprendendo i suoi spazi sportivi, perché oggi per esempio si torna a giocare a calcio al velodromo, lo stadio a breve sarà oggetto di lavori in vista anche degli europei, insomma possiamo dire che Palermo è sempre più a misura di sportivo e di società sportive. Beh, vorrei dire alla faccia dei menagrami e delle prefiche cantatrici di sventura che cercano sempre di, diciamo, omettere di dire ciò che compatibilmente con ciò che è disponibile si sta facendo, e non è poco. Restituire gli impianti sportivi ai palermitani era un impegno di questa amministrazione e questa amministrazione lo sta mantenendo. Oggi si torna a giocare gare ufficiali di calcio al velodromo. Abbiamo già presentato in UEFA la documentazione per la valorizzazione dello stadio della Favorita. Siamo alle soglie dell'approvazione della convenzione per lo stesso stadio. Entro il primo trimestre del 2026 ci saranno consegnate parte della piscina olimpionica, il rifatto il palazzetto dello sport e il diamante. Un'altra piscina è in costruzione. Ecco, io non credo che sia né poco né male. Abbiamo riavvicinato i palermitani allo sport e come ci fa vedere questo evento, lo sport poi si può realizzare anche in tanti altri luoghi che allo sport si prestano. Il nostro mare, che è straordinario anche al limite della stagione estiva. Sì, siamo contenti, iniziare col piede giusto è importante, la prima in casa, il ritorno in eccellenza dopo tanti anni, quindi siamo veramente molto contenti. Poi è venuta fuori la partita che pensavamo, di là c'era una squadra molto fisica, tosta, di gamba, hai fatto la giusta analisi. Nel primo tempo probabilmente eravamo anche un po' contratti, non riuscivamo a trovare le nostre trame, non ci smarcavamo bene fra le linee. Poi nel secondo tempo abbiamo sistemato qualcosa e devo dire che i ragazzi hanno creato tanto. E sai, il rammarico è stato quello di averla tenuta aperta fino alla fine, perché poi quando sprechi 2 o 3 occasioni così come le abbiamo avute ci può essere sempre, diciamo, l'errore finale, ma fortunatamente i ragazzi sono stati bravi, abbiamo tenuto botta fino alla fine e quindi dai, siamo contenti perché partiamo col piede giusto per questo campionato e mettiamo un piccolo mattoncino per quello che è il nostro obiettivo. Adesso la squadra è attesa da un'importante sfida la prossima settimana, però questa partita, questi 3 punti danno morale anche per il proseguo del campionato. Sì, vabbè, sicuramente, come dicevo all'inizio, partire bene è importante per tanti aspetti, non meno chiaramente quello psicologico, per cui affronteremo la settimana col solito piglio di chi vuole sempre lavorare per migliorare. Chiaramente domenica si andrà in casa di quella che a detta di tutti è la grande favorita in questo torneo, ma noi porteremo le nostre conoscenze senza alcun timore, cercando di fare la nostra partita e perché no, cercando di portare il risultato a casa pure. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la prima storica apparizione del Palermo Futsal Club nel campionato di Serie C1 e il destino ha voluto che la prima avversaria fosse il Palermo Calcio a 5. Manca Fiorentino, manca Gennaro, manca soprattutto Lorenzo Chinnici, che lo vediamo qui negli spogliatoi, qui nel pubblico. Intanto inizia anche il match con il primo pallone toccato da Sujan, Corsino e ancora Sujan. Davi punta la porta, Davi raccampo. Allora rimane lì poi Romano la sblocca e fa 1-0. Care con Sujan che ne ha 2, si libera dentro e poi Bonanno. Qui non è perfetto Corsino. Risultanza 0-2. Molto largo, no? Cosa fa? Scarica sulla Fiora e qui stava per regalare uno dei suoi gol Capitan La Fiora. Sujan, uno schema probabilmente, infatti La Fiora, palo, La Fiora, gol e la palla qui sembrava nettamente in porta.
Russo apre per Orlando 0-3. Avevi uno schema per Torci via, Raccampo la vedi all'ultimo, mette il piedone, è una sua giocata, pala, rientra, può calciare fuori. Poi Lucchese, Torci via, aveva trovato la porta. Bongiovanni qui va a sradicare il capitano avversario. Bongiovanni, pala, Bonanno lo serve adesso, Bonanno, Raccampo, Cignani per dichiara, mette dentro la Fiora, pala ancora, Lopez si lotta ancora, la meglio romano che ne esce in grande stile, palla dentro, Torci via, il primo gol, con la nuova maglia per Marco Torci via. Questa versione da pivot, dichiara, mette dentro, tira Fiora, poi pala ancora, poi voglia soltanto fare una cosa, calciare, e invece no, con il tiro che viene ribattuto. Bonanno aveva quasi preso l'incrocio, ma Lucchese, bella giocata, Lucchese, pala ancora, Cignani, bel recupero palla, Cignani allarga la Fiora, pala ancora, Miranda, dribbling su Lucchese che passa, Miranda, e poi Orlando, 4-5. Mano, contropiede, Russo, Bongiovanni va a contrastarlo, Russo, palla su Bongiovanni, Bongiovanni mistretta con la faccia, la sentenza solitamente va, Torce via, San Martino fa una grande parata, contropiede, Miranda, ancora la forza per mettere dentro, per il gol di Anania, che esulta, e fa 0-6. Poi Corsino gliela va a rubare, ma poi un rimpallo favorisce ancora Anania, ne fa 2. Russo con qualità, e poi finisce qui la partita, termina con il saldo di 0-7, la prima storica partita del Palermo Futsal Club nel derby contro i cugini del Palermo Calcio 5. L'approccio alla gara era positivo ed è rimasto positivo. Come tu ben dici, dobbiamo limare qualcosa e sbracciarci, perché il Licata è stato devastante. L'avevo definita come la favorita per il campionato e così è stato. È stata una partita Riprendiamo con qualche secondo d'anticipo rispetto alla tabella di marcia. Mistral 4, Athletic Club 1. Mi dispiace per chi sta vedendo gli highlights fantastici fatti dal nostro Salvo Geraci di Folgore Licata, che anche la gara comunque che ha aperto il campione d'eccellenza. Siamo già alla terza giornata. Io vi ricordo che domani abbiamo sia Castellammare Montelepre per quanto riguarda la terza giornata di eccellenza, ma c'è anche la prima giornata di promozione con il Casteldaccia che seguiremo, il passaggio che seguiremo, e poi anche la già 5 Serie C1 Palermo Futsal Club contro Agrigento, squadra misteriosa di Agrigento con i brasiliani, insomma molto bella da vedere anche quella. E poi infine a chiusura del nostro palinsesto domenica Bagheria San Vitolo Capo. Questi un po' gli appuntamenti che noi sportivi seguiremo nel corso di questa settimana. Già il primo lo stiamo vivendo, l'abbiamo vissuto nel corso dei primi 20 minuti di gioco tra Mistral e Athletic Club Palermo. 4-1, doppietta di Murò e reti di Pennino e Mendola per i ragazzi di Mister Cappello. Per i nero rosa oggi è di livello con un completino bianco con inserti neri, rete, anzi autorete di Maria, il capitano Di Maria, propiziata però da un calcio di punizione calciato dalla Rosa, che ha fatto passare il pallone perfettamente dalle gambe di qualche giocatore avversario, e poi una carambola nell'aria favorito l'autorete di Maria. Proprio nella porta nella quale adesso però stanno attaccando con convinzione i ragazzi di Mister Cappello. Spazio per i giovani, spazio per Daricca, per Arghibai, che giovane tanto più non è, però comunque esperto lo è abbastanza, anche se qui fa un errore che noi non ci aspettiamo dal Coca Arghibai. Pallone regalato al portiere e Di Liberto già aveva preso il pallone durante questa azione, quindi è rimessa che in realtà diventa calcio di punizione in diretta.
andato così il primo minuto del secondo tempo. Adesso l'occasione l'avrà il numero 17, Zappulla, l'Athletic, sempre Pitarresi vicino. È uno schema che favorisce il sinistro di Vallecchia, fermato sul palo da Diliberto. Un'altra volta carambolato, è sempre Vallecchia, prova a scaricare il sinistro. Pitarresi, ultimo uomo di movimento per Athletic. Capita ancora Pitarresi, ancora il numero 11 per Vallecchia, che ha provato a mettersi sulla fascia destra. L'ultimo tocco qua è di Capita, e allora palla per il mister. La Barbera vicino spesso al gol nel corso del primo tempo, una rovesciata bellissima, si è stampata sul palo, un gesto tecnico prelibato da parte del prodotto di Laurea. Adesso ancora palla per la Barbera, Arghibai, Daricca lotta con Vallecchia, l'ultimo pallone. L'ultimo tocco al pallone è del numero 7, bianco, non nero. E allora continua a giocare il Mistral sul velluto, un vantaggio di 3 reti. Oggi è 3 reti in generale che ha accumulato nel corso della gara contro Athletic Club. La rilancio di Liberto è favorevole per il buon Mendola. Poi lotta tanto Zappulla, ancora Capita, prova a inserirsi, Capita per dei centrali, molti giovani adesso in campo e qua c'è fallo, e qua viene colpito al volto Thomas La Barbera. Esce di Liberto, spazio quindi anche per Mazzola, della gara. Mazzola ha giocato con l'Athletic Club, quindi importante anche per lui in questo momento. Di Liberto gli ha regalato le chiavi della porta con tanto cuore e orgoglio per il numero 11. L'altro 11 in campo è Pitarresi, qua gestisce palla un'altra volta anche l'altro portiere Messina, poi il sinistro di Daricca, è entrato anche Messina, Athletic Club. Messina che viene dal Ficarazzi, l'anno scorso 4 gol in Serie C1, è un portiere che ha il vizio del gol. Occhio a Daricca, può scappare il 7, Daricca ha provato a metterla a giro, forse anche a servire qualcuno dei suoi compagni. Mendola voleva il pallone nel rasoterra e più arretrato. Daricca invece secondo me voleva cercare il Picasso. Pitarresi, pressing altissimo, asfissiante del Mistral, non riesce a uscire Athletic. Ancora Arghibai, davanti alla porta 2 volte, Arghibai viene fermato però prima da Messina, poi dalla sua imprecisione. Non è che è uscito il tocco di Orlando. Adesso è anche spazio, c'è anche spazio e anche il momento per i due allenatori di provare qualche carta magari in vista del campionato, qualche ipotesi tattica, anche i portieri che magari partono dietro nelle gerarchie come Messina per l'Athletic, Mazzola nel Mistral. Certo sarà complicato per entrambi scalfire la titolarità del proprio compagno di squadra, di reparto, però comunque saranno tante le partite. Il campionato inizia l'11 di ottobre, il Mistral sarà impegnato ad Acireale, pensate, contro il Drago Acireale, squadra che promette molto bene nel corso di questo campionato. Sono tante comunque le compagini che possono dire la loro, ci sono anche 3 palermitane, Mistral, Atletica e Plus.
noi speriamo di divertirci in questa Serie B di calcio a 5 nel corso di questa stagione. Napoli, Vallecchia, anticipato il passaggio di Vallecchia, Messina va col destro a cercare la porta, il vizio ce l'ha, l'abbiamo detto poco fa, il vizio del gol, ce ne fossero di vizi così ovviamente per i giocatori di pallone, anche se per i portieri è un pochettino complicato. Da Ricca, può andare da Ricca, le giocate del numero 7 fermato e poi la prende Messina che voleva andare subito avanti, ma sono tutti lì i suoi compagni, non ha tante soluzioni, così come non le ha neanche Vallecchia, che insiste, e poi da Ricca è bravo a mettergli un piedone. Che torna a Messina, adesso gara non sta vivendo magari il suo miglior periodo, fallo qui su Orlando trattenuto in maniera irregolare da Pennino, calcio di punizione in favore Athletic Club, che ovviamente può, anzi deve sfruttare queste occasioni per rendere meno male il passivo e regalarsi un finale degno. Vallecchia sul punto di battuta, è uno schema che favorisce il destro di Tuzzolino, vuole un tocco che è arrivato. Di Maria con la testa dice, il tocco è suo, calcio d'angolo, andrà Vallecchia, si butta dentro Tuzzolino, la palla è per il numero 6, la gira dove c'è la Rosa, guarda il sinistro ma il pallone va fuori, allora ancora una volta può giocare questo pallone Di Maria, cercare dell'aria che ha provato, non è riuscito nel tentativo di chiusura di questa azione. Sempre alti tre offensivi, riprende palla Murò, per Dell'Aria, ancora lui, Dell'Aria mette il pallone al centro e in qualche modo Messina si oppone ed è contropiede Athletic, ancora con la Rosa, Tuzzolino si va a vedere, ancora il 6, Tuzzolino, destro impreciso. Muro sta correndo senza che nessuno lo fermi lì a destra, ancora l'autore dei due gol che hanno stappato la gara. Di Maria, Pennino, Muro, stavolta si fa più insistente la pressione dei bianchi, Di Maria con personalità gestisce questo possesso, Muro, Pennino, Muro, si va a vedere Dell'Aria, Di Maria, Pennino, Dell'Aria, il tacco, di Muro a cercare Pennino. Quando esce, quando deve uscire, il Mistral sa quello che fa sicuramente, ed è questa fluidità che sta rendendo campione di questa sfida, la formazione nero e oro, che già l'impresa l'ha fatta contro i cani cattivi. Ora occhio a Tabita che provava a farsi vedere, spinto da Tabita, Mazzola riesce comunque a mettere il pallone in movimento. Dell'Aria, Murò non mantiene il pallone in campo, anche lui si era lamentato, ma il signor proiettino nel frattempo Di Maria, ma il signor Giarratano era lì vicino, ha detto che non c'è niente da segnalare. Comica questa scena con Murò che si dispera, ma il pallone in realtà non è uscito perché c'è l'arbitro a due passi che ha detto che ancora poteva giocare. La Rosa deve giocare invece, la Rosa deve palleggiare il Mistral, anzi Athletic, pardon, il Mistral invece deve contenere, deve soffrire, ma in realtà non sta soffrendo più di tanto, c'è anche da dire questo.
Ora occhio, il pallone è buono per Tuzzolino, che ha provato subito a smentirmi, ma colpisce un'altra volta all'esterno della rete, così come aveva fatto poc'anzi Tabita. Poi Di Maria a cercare la corsa di Pennino, che si perde nei meandri del fallo laterale. Messina, la giocata per Tabita, che ha anche un controllo ipnotico, alla fine però deve lasciare il pallone agli avversari perché termina il campo. Avete visto Messina, sicuramente uno che si propone di più rispetto a Parisi, e poi il tacco qua di Pennino a vuoto. Tuzzolino, ancora lui, aspetta, rinforzi, c'è Vallecchia, ancora Vallecchia per il 6. Tuzzolino può far partire il tiro, La Rosa gioca nello stretto, il 29 sbaglia, attenzione perché può ripartire il Mistral. Si invaghisce troppo il pallone di Maria, che poi però riesce nella giocata su Tabita, ma solo per un attimo, continua a lottare il capitano, ma perde palla. E allora Tabita a destra dove c'è Vallecchia, a vuoto Murò, Vallecchia in due a fermarlo, c'è ancora il 7 però, ma la calamita al posto del piede e poi trova il tiro del Torino. Urlo del Paloreto dopo la parata di Mazzola, poi Murò, quello che vuole, si allunga in qualche modo e torna da Pennino. Esce Tabita sconsolato. Sta per concludersi la prima metà della ripresa. Non abbiamo ancora assistito ad azioni degne di tramutarsi in gol. Magari degne ce n'erano, ma non hanno avuto il mordente finale né i ragazzi del Mistral né quelli dell'Athletic. Poi Murò ha provato un tacco per nessuno. Troppi errori in questo caso. Però occhio a Tuzzolino, che ha provato a farsi larga a sinistra, ma dell'aria non è nato ieri e infatti lo chiude bene. Ha chiamato una sorta di schema qui Mazzola, infatti va lontano e teso a cercare subito Mendola, autore del gol del definitivo fino a questo momento 4-1. Occhio però a Vallecchia, che perde forse un tempo di gioco nel controllo mezzo difettoso. La palla nel frattempo continua a girare, continua a essere di padronanza bianca. Vallecchia prova a liberarsi per il sinistro, La Rosa, anzi parliamo non di La Rosa bensì di Tuzzolino, fa passare e perde palla, e occhio perché può ripartire anche Randazzo. Minuti per il classe 2008, va dell'aria, la giocata a cercare un'altra volta il pallone per Mendola, poi dell'aria aspetta e ottiene rimessa. Murò, ancora che il pallone Murò, che classe però. Poi Mendola, quasi all'ala, non difende questo pallone che è Neroro, è rimasto a terra dolorante l'ex della gara, Napoli. Randazzo sbaglia e si apre un contropiede possibile per Orlando, che però poi va a rimontare da Murò. Si arrabbia Murò. Ovviamente la licenza di sbagliare Randazzo, anche se certi palloni è meglio non perderli, è meglio non regalare certe azioni all'Athletic. Ancora Randazzo, di Suola, fermato. Il 7 prova a sfidare l'altro 7 in campo, però Vallecchia. Una bellissima sfida. Ora Vallecchia a pressare da Ricca. Si conclude momentaneamente l'1 contro 1. Va lontano Mendola a cercare. Ancora Vallecchia. Pitarresi. La Rosa, come passa? Pitarresi, La Rosa, ancora i due. Scornano un pochettino anche la Barbera e Pitarresi.
passato, presente e futuro del futsal palermitano, tutti condensati in questa serata del Paloreto, che però ci sta regalando un verdetto quasi unanime. Il Mistral avanti di 3 per ora, avanti anche in Coppa. Ora occhio però, occhio a Daricca, prova a partire in contropiede, fermato, fallo tattico dei più classici da parte di Orlando, che è anche uno dei primi provvedimenti disciplinari di oggi, perché giallo per il numero 10 Orlando, time out per mister Cappello. Già terminata la pausa tecnica qui al Paloreto, 7 minuti e 55 secondi al verdetto finale di questo triangolare numero 60 del primo turno della Coppa della Divisione 2025-2026, dove partecipano tutte le squadre di Serie A, Serie A2, Elite e non e Serie B. Mistral e Athletic sono state sorteggiate nello stesso girone dell'Atletico Canica T. L'Athletic ci ha perso nella prima gara stagionale 1-3, il Mistral ci ha vinto. Questa ipoteca sulla qualificazione ovviamente l'ha gestita, l'ha educata, l'ha cresciuta, l'ha portata con sé nel corso di questi primi minuti di gara e anche nel proseguo di questa serata che deve essere di gala per un derby palermitano tra Mistral e Athletic che ci ha regalato emozioni, anche se nella ripresa sicuramente la qualità delle azioni è venuta anche un po' a mancare a favore di una stanchezza e anche di un risultato che sembra irraggiungibile, che scoraggia e scora un pochettino i giocatori di mister Miosi, mentre quelli di mister Cappello giocano con sufficienza ma anche sul velluto, come in queste situazioni qua. Guardate quanto rischiano e guardate come fanno a pescare davanti il pivot. Il Mistral sicuramente riprende dove aveva lasciato da quella grande stagione terminata ai playoff. Occhio sempre però a Ballecchio, trova il sinistro fermato. L'ultimo tocco è del 7, infatti mi sembrava così, poi batte Randazzo. Mendola, la Barbera, Daricca, la Barbera di prima c'è Randazzo, la tocca per ultimo Vallecchia che aveva già giocato con l'ex Athletic Club, ovvero il Resultana San Lorenzo, ma 11, e qua prova il sinistro subito Mendola, palla che finisce fuori. Può andare Daricca, perde troppo tempo. Vincenzo Daricca, rimessa al fondo per Messina, già battuta. 6:30. Pitarresi, duro lo scontro tra Prodotti Villauria, tra Orlando e la Barbera, che adesso gli si appiccia come una figurina. Tocca questo pallone, ma non basta perché arriva Pitarresi che fa 4-2. Poi c'è un brutto scontro tra i due numeri 11 in campo. Ci ha messo la zampa Pitarresi, 4-2. Primo gol della ripresa, momento anche di tensione perché Pitarresi era caduto male a terra dopo aver anticipato Mazzola. Infatti la rosa forse vorrebbe anche un provvedimento disciplinare ai danni dell'altro numero 11 in campo, perché
L'intervento era rischioso ed è in ritardo. Se questo pallone fosse uscito staremmo parlando forse di un'altra cosa, di un'altra situazione, però per Pitarresi comunque credo che vada bene così, segnare 2-4-2. E occhio, perché ovviamente ha bisogno ancora di 5 reti Athletic per passare il turno, però mai dire mai, ha vuoto Fidaric anche nel primo tempo, anche intorno a questa parte di frazione. Mistral ha avuto qualche momento di sbandamento, è sembrato essere un po' in difficoltà, con poca lucidità, forse è fisiologico, forse è un qualcosa in cui mister Cappello dovrà cercare di metterci mano, lui che è un esperto di queste situazioni, un esperto gestore di campioni, perfetto per uno spogliatoio popolato da grandi talenti come quello del Mistral. Lo stesso ovviamente si può dire di mister Miosi, un esperto del calcio a 5 palermitano, una leggenda del nostro sport, del nostro territorio, e questa bella avventura di condurre Athletic in Serie B non gliela toglierà per ora nessuno, col debutto previsto anche per Athletic ovviamente giorno 11 ottobre. Scivola da Ricca, è la prima volta che Ricca scivola, infatti si tocca la sola delle scarpe, cosa a dire, magari sono bagnate, fa ancora Pitarresi che è sempre una minaccia per ora. Pitarresi si gira, Pitarresi colpisce in pieno volto credo Mazzola, e occhio perché il pallone è ancora in campo, Murò a centro, Arghibay ha avuto l'occasione per fare 5-2 ma sbaglia clamorosamente, c'è una deviazione e calcio d'angolo. Tutto nello spazio di pochissimi istanti, me l'ero perso pure io, la corsa di Murò, la grande parata di Mazzola forse con il volto, infatti si tocca continuamente quella parte di corpo, poi prova il tentativo Arghibay, poteva fare meglio, il Coco corso dell'azione precedente da Ricca, Murò, Ricca ancora lotta con il suo marcatore, c'è fallo, l'ha trattenuto a terra Tuzzolino, ecco perché Tabita viene richiamato dal signor Martinico. Vediamo se ci sono gli estremi per un cartellino dopo questo comportamento, vuol dire fuori dal galateo, fuori dal decoro corretto, che si deve mantenere in campo da parte di Marco Tabita, ex Monreale, 15 gol con il Athletic Club nel corso della sua avventura con il sodalizio nero-rosa. E adesso, quando mancano 4 minuti e 38 secondi alla fine, ovviamente sul pallone c'è Murò, va lui, pallone che finisce fuori, ha provato salvo Murò, adesso ancora una volta Tuzzolino larga destra, Tuzzolino, Tabita, il controllo, fermato Tabita, la Barbera, poi non si intendono Murò e Taricca, altro triangolo al centro, manca l'appuntamento col pallone qui Tabita, che ha preferito la Spezia all'efficienza. Questo tacco che forse però era anche l'unica soluzione perseguibile per come era messo col corpo Marco Tabita, ex Monreale, la palla ancora è di Murò, anche lui ha fatto la storia col Monreale. Società che oggi esiste, almeno per quanto riguarda l'aspetto dirigenziale, in sinergia con il Plus Palermo, l'altra formazione palermitana che sarà al via in questo campionato di Serie B, girone H. Ultimo tocco qui di Zappulla, che ha portato la prima pressione su Arghibay, che ha avuto 2 occasioni nette in questo match, non le ha sfruttate fino a questo momento, può fare sicuramente meglio El Coco, chiamato ovviamente a ritornare su quei grandi numeri che ha mantenuto nel corso della stagione 23-24. Da Ricca, 1 contro 1 continuato con Pitarresi, poi torna dietro.
Muro, Archibai, ultimo uomo, gira per D'Arica, si muove tanto verso il 7. Fermato, non fallo Archibai, da Zappulla. Quarto fallo commesso all'Athletic, che anche nel primo tempo si era fermato a questo ammontare di falli. Mistral in questo momento ne ha commesso solamente uno nel corso della ripresa e perde troppo tempo D'Arica, un'altra volta D'Arica perde tempo. Calcio di punizione, deve giocare palla a Zappulla. E rigorosi sia per quanto riguarda Athletic ma anche per il Mistral. Un duo arbitrale formato dal signor Giarratano di Agrigento, dal signor Martinico della sezione di Marsala, cronometrista il signor Cirone che si è fatto la strada più lunga nella Taranto. E qua non si intendono. Zappulla, Tuzzolino, si perde un'altra parte. Non tanta più Tuzzolino, mentre dovrebbe esserci un fallo cumulativo, in questo fallo proprio del 6 ai danni di un avversario. Tabita nasconde il pallone e lo mette dentro, e 4-3. Occhio, perché mancano 3 minuti. Mistral 4, Athletic 3. Servono ancora 4 reti alla formazione ospite. Ma mai dire mai. Muro forza con un braccio, si accerta che sia tutto ok. Intanto confermiamo che non è stato segnalato il fallo ai danni di un giocatore del Mistral e quindi rimangono 4 interventi fallosi della formazione dell'Athletic nel corso di questa seconda frazione. Occhio dell'aria, pallone che poteva essere bilanciato all'interno dell'area, ancora dell'aria fermato. Tabita, bella giocata comunque di Tabita, che ha fatto scomparire il pallone e l'ha fatto riapparire alle spalle di Mazzola. Vallecchia, si propone anche Zappulla largo a destra. Tabita, il tacco a vuoto, poi Archibai, Muro contro Piede Mistral, 3 contro 3, Archibai ancora a centro, Muro colpisce male. Time out chiamato da mister Miosi, e credo che questa sia l'ultima spiaggia, l'ultima chance per Athletic, graziato qui da Muro. E mister Miosi credo proprio che sta facendo quello che fanno i coach di basket quando mancano gli ultimi possessi. Sta spiegando per fine e per segno lo schema da mettere a punto per le ultime occasioni, perché mancano 136 secondi alla fine della gara, alla fine di questo triangolare che già vede eliminato Atletico Canicattì, e ancora deve scoprire chi passerà tra Mistral e Athletic Club. Per ora il Mistral è a 6 punti, Atletico Canicattì a 3 e Athletic Club Palermo a 0. Chi lo sa, magari Athletic riuscirà a trovare la rete del pareggio, forse anche quella che permetterebbe quantomeno oggi di scavalcare i rivali palermitani, anche se servono 3 reti di vantaggio, di scatto per passare via. Vallecchia rischia tanto qua invece il buon Mendola di fare il gol del 5-3, probabilmente di chiudere i giochi definitivamente questa gara. Orlando dell'aria, commette fallo, può utilizzarli ovviamente questi falli in questi ultimi possessi il Mistral, visto che
Sono rimasti ancora 3 da fare prima del tiro libero potenziale per il sodalizio nero-rosa, oggi in maglia bianca dell'Athletic Club. Muro, Mazzola, va col destro lontano, il controllo al volo, Mendola! Che giocata del numero 27 che stavolta si fa doppietta e fa 5-3 e vuole chiudere lui i giochi. La magia di Mendola, 5-3 quando mancano quasi 100 secondi alla fine. Dell'aria, può andare per chiuderla il Mistral. Di Maria aspetta l'arrivo di Muro, larga a destra. Rossa ancora a cercare Mendola, che ora corre sulle ali dell'entusiasmo. Il numero 27, autore di una doppietta in questo match che sta per sancire il passaggio del turno del Mistral. La Rosa non sta provando più il power play, il mister Miosi. Me l'aspettavo dopo l'ultimo time out, invece credo che voglia portare il pane a casa comunque esso sia combinato. Mister Miosi, quale errore Di Maria davanti alla porta, il capitano sbaglia sotto porta, incredibile, sufficienza troppa da parte di Marco Di Maria, della novità. Lui è uno sempre preciso che si inventa giocate paradossali. Qua sbaglia la cosa più facile, scavalcare Messina per fare 6-3. Orlando ancora mette al centro il pallone, viene fermato però la Rosa sul più bello da Muro. 40 secondi, può andare Muro, ancora Muro, non lo ferma nessuno, pallone fermato in realtà da Vallecchia, ma Mendola gli dice no. 31 secondi che sono di attesa, li sentite i tifosi del Mistral, esultano perché ormai è vicinissimo il passaggio del turno, servirebbero per 5 gol. Athletic Club che ha combattuto con onore, ma non è bastato perché il Mistral ormai è a un countdown di capodanno dal passaggio del turno. Ancora il tentativo e la rete. 5-4. C'è spazio nel tabellino anche per Zappulla, ma ormai si attende solamente il fischio dell'arbitro. Sorride in maniera ironica Di Maria e un po' più cupo Muro, non voleva subire questo gol, forse non voleva vincere solamente di misura, ma l'importante oggi era passare il turno e il Mistral dovrebbe averlo fatto. Aspettiamo perché mancano ancora 7 secondi e mai dire mai, però ovviamente bisogna segnalare anche il gol di Zappulla. Torna anche la nostra scoreboard, Dell'Aria manda lontano, fa la scelta migliore, fa la scelta giusta, un secondo che passa ora. Il Mistral vince 5-4, bastano le doppiette di Muro e Mendola, il gol di Pennino per battere di misura l'Athletic che soprattutto nel secondo tempo ci aveva creduto, con l'autogol di Maria, con la rete di Pitarresi e con due piccoli gioielli di Tabita e alla fine anche di Zappulla. Finisce 5-4, applausi a entrambe le squadre che ci hanno offerto un bellissimo spettacolo, un degno derby palermitano. Questa serata di gala al Favoreto termina nella maniera più dolce possibile per il Mistral, che sarà tra le 64 squadre che parteciperanno ai 32esimi della Coppa della Divisione Italiana di Calcio a 5. Da Gabriele Rispetto è tutto, grazie per averci seguito in questo atipico venerdì di futsal e alla prossima qui sui canali di Sport Easily.